Se si riesce a offrire un servizio a 1.000 euro, perché lo dobbiamo erogare a 4.000 perché dobbiamo mantenere degli imbecilli? Da questa domanda muove la critica dell'assessore regionale Remo Sernagiotto e della senatrice leghista Patrizia Visinella alla proposta di riforma delle scuole per l'infanzia attualmente in discussione al Senato. È una proposta di legge di iniziativa parlamentare ma che tiene conto della situazione nazionale e il nostro modello, per esempio Veneto, di scuole paritarie, le difficoltà, le esigenze del nostro sistema di assistenza tramite le scuole paritarie, lì non trova risposta. Nella proposta del PD tutte le scuole diventerebbero pubbliche con costi aggiuntivi per lo Stato calcolati in circa 4 miliardi di euro. Risponderemo, promette Sernagiotto, con una nuova proposta scritta insieme ai rappresentanti delle scuole paritarie per l'infanzia del Veneto, con l'obiettivo di riconoscere il finanziamento statale del servizio pubblico svolto per 93.000 bambini veneti dai 3 ai 6 anni. Lì a Roma non sanno quello che fanno perché fanno la spending review tagliando servizi. Poi quando noi gli offriamo lo stesso servizio risparmiando il 50%, cioè 4 miliardi e mezzo, non capisco perché non facciano funzionare o devono accendere quel cervello, non rimanere nel Novecento ideologico. Se Renzi si dimostrerà capace di ascoltarci farà l'interesse del paese, ritiene Sernagiotto, e da esponente di centrodestra sarò pronto ad applaudirlo. Noi gli presenteremo la legge anche con le schede allegate del risparmio economico. Perciò, caro Renzi, ci dovrai ricevere velocemente, ti spiegheremo come si fa a fare la prima spending review di 4 miliardi e mezzo, che così hai trovato metà di 10 che ti servono per gli 80 euro giusti che deve dare ai lavoratori.